Nella provincia sempre al top delle classifiche per qualità della vita e sicurezza diminuiscono i reati predatori grazie anche all'azione di prevenzione e contrasto incisiva dell'Arma dei Carabinieri. Dei furti messi a segno nell'ultimo anno il 10% ha già uno o più responsabili, un numero che è più del doppio di quanto accade a livello nazionale. Snocciola pochi dati ma con grande orgoglio il generale Maurizio Mezzavilla, comandante della Legione Carabinieri del Veneto, oggi a Belluno per il tradizionale scambio di auguri a cui hanno preso parte anche i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri. A Belluno l'attività svolta è motivo di soddisfazione, anche se non bisogna abbassare la guardia. Non bisogna mai abbassare la guardia perché il contesto attuale è fragile e pertanto l'Arma si impegna a garantire una presenza che sia rassicurante per i cittadini. Nel complesso l'alto ufficiale ha sottolineato una buona pianta organica adeguata alle esigenze del territorio che, pur vasto, è presidiato grazie all'ottima sinergia con altre forze di polizia. L'Arma dei Carabinieri si connota proprio per questa sua presenza capillare, direi molecolare, sul territorio e l'emblema dell'istituzione, l'emblema dell'Arma, la fiamma dell'Arma è comunque una garanzia per il cittadino perché nel Carabiniere vede uno dei primi rappresentanti dello Stato. Gli organici, ha aggiunto il generale Mezzavilla, sono in linea con le previsioni tabellari. Certo pesa il condizionamento della situazione attuale di taglio della spesa, che però al momento non sta incidendo in maniera significativa. Dopo l'intervento di accorpamento delle stazioni carabinieri in un'unica sede a Santo Stefano, oggi l'Arma sta facendo una riflessione a livello centrale perché sembra che il nuovo orientamento sia quello di non sopprimere i reparti, se non in casi eccezionali. A meno che non intervengano provvedimenti di contrazione dei finanziamenti, i presidi sul territorio rimarranno esattamente come sono ora.